Cari telespettatori, siamo con Giampaolo Zanni, funzionario CGIL del Veneto, e parliamo delle ripercussioni, degli effetti economici della guerra sui lavoratori ma anche sulle aziende. Sì, lo scenario di guerra mondiale sta avendo degli effetti nei singoli stati. Per quanto riguarda il nostro Paese, abbiamo conseguenze assolutamente negative sia per le aziende, per le imprese produttive, sia anche per chi lavora, quindi lavoratrici, lavoratori e pensionati, oltre che l'insieme della popolazione. Poi però bisogna fare anche dei distinguo. Quindi diciamo che l'aumento non inspiegabile, non razionale, che non ha motivazioni dell'energia, perché sono aumenti speculativi che vanno ad aumentare profitti delle aziende che si occupano di questi prodotti, sta colpendo pesantemente l'economia e si parla di una recessione mondiale che colpisce, guarda caso, in particolare il nostro Paese, perché siamo più esposti dal punto di vista dell'energia, non avendo fatto scelte che dovevamo fare in passato. Quindi le aziende sono sicuramente colpite dagli aumenti delle materie prime e delle energie, però poi chi vive chi ha reddito fisso, quindi lavoratrici e lavoratori dipendenti, devono aspettare i rinnovi dei contratti nazionali per avere gli aumenti in busta paga e nel frattempo subiscono gli aumenti dei beni di consumo che abbiamo già visto nei scaffali dei supermercati o per altri oggetti o spese. Ci possono essere dei rischi per i lavoratori, per cui le aziende magari in situazioni di difficoltà, oltre che aumentare i prezzi della catena, possono anche mettere in discussione il personale? Ogni qualvolta aumentano i prezzi delle materie prime e dell'energia, le aziende, e parlando, siccome entriamo in un scenario di recessione, cioè anche di meno ordini, è ovvio che le aziende utilizzeranno dapprima strumenti come la cassa integrazione, però se la situazione dovesse permanere così, saranno inevitabili dei processi di riduzione dell'occupazione, quindi a pagarne le spese saranno le lavoratrici e i lavoratori che hanno un posto fisso, in primis quelli che hanno un lavoro precario, cioè a termine, perché al termine di questi periodi non verranno rinnovati i contratti. Voi avete parlato a livello di sindacati europei? Sarebbe ed è necessario un intervento a livello europeo, primo perché è una situazione comune ad altri stati, stanno pagando il costo, soprattutto lavoratrici, lavoratori e soprattutto le persone più fragili all'interno del mondo del lavoro, ma abbiamo anche bisogno che la comunità europea esprima in maniera forte un'esigenza di pace, cioè por fine ai conflitti in essere, perché questa è la garanzia per poter poi servirebbe un altro PNRR, cioè un altro strumento di investimenti per aiutare l'economia ad uscire da questa situazione. Grazie Zanni del suo intervento, funzionario CGIL Veneto, grazie per averci seguito e a presto.